Allarme smog nella pianura padana. Regione Veneto e ARPAV lanciano la campagna di comunicazione Cambia l'aria. Un'iniziativa volta a sensibilizzare e informare tutti i cittadini sulle principali cause di inquinamento da polveri sottili, come spiega Salvatore Patti, responsabile del servizio osservatorio aria dell'Agenzia regionale per la protezione e prevenzione ambientale. Nella nostra regione, come nel resto della pianura padana, quest'anno già nelle prime settimane dell'autunno avevamo superato il limite giornaliero delle polveri sottili PM10 del doppio del limite consentito. Le principali cause dell'inquinamento da PM10 e PM2,5 sono il riscaldamento domestico, il traffico urbano e l'industria. Un problema è quello della concentrazione di PM10 nell'aria, che Regione Veneto sta già affrontando a livello normativo, facendo squadra con le altre istituzioni regionali della pianura padana, come spiega Giampaolo Bottaccin, assessore regionale all'ambiente. È stato sottoscritto dalle 4 regioni del bacino padano insieme al Ministero dell'Ambiente. Le 4 regioni sono Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, un protocollo, il famoso protocollo del bacino padano, che ha l'obiettivo di creare un coordinamento fra tutti gli enti locali nelle azioni che vengono svolte per combattere il problema dell'inquinamento dell'aria. Abbiamo appena bandito dei contributi per la rottamazione delle auto fino a Euro 3, così come abbiamo intenzione di fare un bando per la rottamazione delle vecchie stufe che creano grossi problemi a livello di PM10. Rendere l'aria più pulita è una responsabilità che coinvolge non solo le pubbliche amministrazioni, ma anche ogni singolo cittadino. Per questo ARPA Veneto ha stilato una lista di buone pratiche che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Le azioni che ogni cittadino può curare sono evitare l'uso del mezzo privato a favore del mezzo pubblico o della bicicletta, evitare di tenere acceso il motore durante le soste prolungate, effettuare una manutenzione periodica degli impianti di riscaldamento e mantenere la temperatura degli edifici a 19 gradi.